Già ieri, già alle 9:05, chi lo conosceva bene al lavoro aveva avuto un brutto presentimento. Per Simone Noal anche solo 5 minuti di ritardo senza avvisare non erano una cosa normale. Noal, 39 anni, era il direttore dell'Eurobrico di Belluno. I colleghi hanno accolto sconvolti la notizia della sua morte e alcuni di loro non sono nemmeno riusciti a mettersi a lavorare. Ci aspettavamo fino all'ultimo, già da quando ieri mattina non era arrivato, che fosse niente di che fosse rimasto addormentato e così. Purtroppo quando abbiamo saputo che invece non si trovava, la famiglia non sapeva dov'era, siamo rimasti un po' stravolti. Questa mattina è arrivata la stroncata finale che nessuno si aspettava, stavano pensando tutti il meglio e invece è finita nel peggiore dei modi. Simone era un direttore che ha creduto sempre in me, che ha creduto sempre in tutta la squadra, in tutto lo staff, in tutta la famiglia Eurobrico e non possiamo solo che essere tristi per questo momento e essere vicino alla famiglia che ha perso comunque un figlio. Il corpo di Simone Noal è stato rinvenuto alle 7:40 di questa mattina in fondo a un canale nella zona di Cima Venegia, nei pressi di Passo Valles. L'autovettura dell'uomo era stata trovata in quella zona ieri sera alle 23:15 e lì quindi si erano concentrate le ricerche, anche con l'ausilio di droni, effettuate dai carabinieri delle stazioni di Falcade e Agordo, insieme a squadre del soccorso alpino della Valbioi e di Falcade, della Guardia di Finanza di Passorolle e Primiero, dei Vigili del Fuoco di Trento. Dopo una giornata di ricerche, le stesse erano state interrotte in tarda nottata dopo un ultimo sorvolo alle 2:30 di un elicottero di Trento Emergenza per riprendere dopo qualche ora alle prime luci dell'alba. È stato allora che il corpo è stato individuato grazie alla ricognizione di Falco 2, il secondo elicottero del 118 in forza all'ULSS 1 Dolomiti. Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi, dove Noal viveva. Il sindaco Eliana Levorato, che oggi per motivi professionali era fuori città, ci ha voluto esprimere il più sincero cordoglio per la sua scomparsa. Un altro tragico incidente di montagna è costato la vita a questo nostro concittadino, ci ha detto. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Giornata molto triste, anzi direi di più doppiamente triste, sia per la giovane età di Simone Noal, sia per le modalità, questa escursione, questo incidente in montagna. Montagna che a volte tradisce. Montagna che a volte tradisce, quest'anno purtroppo abbiamo avuto più episodi, ritengo comunque che Simone fosse amante della montagna perché nel nostro territorio abitava alle pendici del Nevigal, quindi doppiamente triste.